La vita e la carriera di Mario Trevi raccontate in un docufilm realizzato dal nipote del cantante Salvatore Architravo. Parlare di Mario Trevi non è stata una cosa semplice, non solo in quanto nipote, quindi mantenendo il massimo della neutralità nel discorso, ma soprattutto perché Trevi è stato sempre un cantante riservato, non è stato mai autocelebrativo ed il mettersi in mostra non fa parte del suo carattere. Questo progetto nasce da lontano. Le ultime riprese sono state fatte nel 2018. Il 2019 corrispondeva con il 60° anniversario della prima incisione di Mario Trevi, Si ce l'assammo, il primo 78 giri che vendette all'epoca 500.000 copie. Infatti, nel 2019 ebbi anche il piacere di presentare il documentario al TGR Campania, proprio con nonno, quindi fu una grandissima emozione. La previsione per la pubblicazione era per gli inizi del 2020. Poi sappiamo tutti nel 2020 che cosa è successo. C'è chi crede sia nato negli anni '80, c'è chi crede sia nato con la sceneggiata, c'è chi gli dà del neomelodico, non conoscono tutta la storia. Forse è questo che mi ha dato l'input per creare questo lavoro, per dare non un'esaltazione, ma una descrizione di quelli che sono gli oltre 65 anni di carriera, incominciata alla metà degli anni 50, attraverso le audizioni di Piedigrotta, 10 festival di Napoli, dove nel 1963 il primo interprete di Indifferentemente con Mario Abate, poi 10 anni di teatro, tournée all'estero, in America, in Europa, il riuscire a sopravvivere a tanti decenni, soprattutto per il pubblico napoletano, e riuscendo sempre a raccontare di volta in volta l'attualità del popolo. Ovviamente dando giusto riconoscimento a tutti quelli che sono stati gli autori, i discografici, gli arrangiatori che lo hanno accompagnato nel corso della sua storia. Arrivando, grazie alle sue forze e al suo pubblico, a 25 milioni di copie vendute, senza fare troppo chiasso e cercando sempre di essere educato, anche nelle apparizioni pubbliche, cercando di evitare di diventare una sorta di stereotipo napoletano. Però ci sono tante persone che hanno bisogno di vedere, soprattutto nell'epoca dei social. Poi c'è anche un po' la descrizione del carattere, un burbero, dell'avaro. Ha sempre investito per la famiglia, evitando sempre gli eccessi. Abitualmente il nostro mestiere, quando ci battono le mani e guadagniamo i soldi, tutti quanti dicono «Oh, è bello sto fatto», però non pensano che poi questo successo con il tempo finisce. E se tu gestisci bene, puoi dire va bene, grazie, ho cantato, vi ringrazio, ho fatto una casa a mia figlia, una a mio nipote, una per me, qualche 100 lire sulla banca e possiamo vivere. E in verità delle volte ci ha anche giocato su questa nomea dell'avaro. È una leggenda o non è una leggenda o è un fatto vero? Il famoso del picchio. No. Perché purtroppo il pubblico delle volte ha bisogno anche di personaggi. Non resta altro che aspettare questo docufilm che finalmente uscirà quest'anno, tratto ovviamente dal libro uscito nel 2021. Indifferentemente Mario Trevi. E vedremo un po' che succede. Grazie a tutti e grazie anche al nonno che mi ha dato la possibilità di raccontarlo come ho avuto il grande privilegio di fare per alcuni suoi colleghi. State buono.